Dicevo, Donatella Failla è specializzata in studi orientali all'Università di Roma La Sapienza, sulla storia delle arti, culture e religioni orientali, in particolare sulla storia dell'arte giapponese e cinese. Ha lavorato al Museo Chersone di Genova dal 1982 e l'ha diretto fino al 2017, ideando e organizzando moltissime mostre, sia in sedi nazionali, sia internazionali, e 5 di queste anche in Giappone. È autrice di moltissime pubblicazioni in 6 diverse lingue e dall'anno accademico 2012-2013 insegna storia dell'arte dell'Asia orientale all'Università di Genova, conseguendo anche l'abilitazione scientifica nel 2014. Nel 2015 ha ricevuto dal Ministero degli Esteri del Giappone una benemerenza per le attività culturali svolte nel settore dell'arte giapponese e il contributo alla reciproca comprensione tra Giappone e Italia, e nel novembre 2016 ha ricevuto l'ordine imperiale del sollevante Raggi d'Oro e Rosetta, un'importantissima onorificenza, con la motivazione per la divulgazione dell'arte giapponese in Italia e per il contributo dato allo sviluppo della ricerca nel campo dell'arte giapponese. Nell'ottobre 2016 è stata nominata Sodalem Benemeritum dell'Accademia Ambrosiana Scienza Asiatica. Grazie. Buongiorno a tutti. Bene, buongiorno a tutti e sono molto lieta di potervi trasmettere, sia pure in pochi minuti, alcuni sostanziali elementi storico-artistici del Macchiera Den, la lacca d'oro con i terzi in madreperla, che è una complessa espressione formale della storia transnazionale della lacca giapponese. Per iniziare vi darò qualche minimo ragguaglio storico e tecnico sul Macchier e poi sul Raden. Quindi, così. Ecco. Quindi bisognerebbe, credo, rimpicciolire un pochino. Comunque, l'arte della pittura cosparsa, cioè Macchier, è una tecnica genuinamente giapponese, documentata fin dall'era Engi e praticata tutt'oggi. Il termine Macchier significa appunto pittura cosparsa perché la decorazione viene eseguita spargendo polveri di metalli nobili su fondo di lacca ancora morbida. Nel Macchier occorre distinguere le tecniche per il fondo e per il disegno. Ed ecco qui alcuni esempi di tecniche per il fondo, dove vedete la differenza fra i vari elementi metallici, fra i vari elementi componenti, le diverse polveri metalliche. Poi esistono anche dei fondi figurati a buccia di pera, come questo, nubi a forma di fungo, Reishigumo Nashiji, con chiazze di cervo e strie di nebbia, cioè i pomelli e le strie. E inoltre esistono anche dei fondi densamente coperti di polvere d'oro, in questo caso il disegno è risparmiato sul fondo di lacca nera. Esistono poi le tecniche Macchier per il disegno, che possono essere eseguite in forma piana, come in questo caso, e come vedete anche con diverse tonalità di oro, e poi il Takamacchier e il Tobidashi Macchier, cioè il rilievo che vedete nello scoglio e il Tobidashi Macchier che invece si vede nelle onde. La tecnica di intarsi in madreperla bianca, Luodian in cinese, Raden in giapponese, insorse in Cina nel periodo Tang e fu usata insieme a intarsi in oro, argento e pietre dure per decorare opere di lusso importate anche in Giappone nel periodo Nara. All'epoca si intarsiavano lamine di madreperla bianca spessa, Atsugai, ricavate dal conchiglio univalve, una tecnica praticata in Cina fino ad oggi. Che cos'è la madreperla? È considerata una gemma,
Si ricava dallo strato più interno dei gusci di molluschi univalvi e bivalvi. È composta di carbonato di calcio stratificato in cristalli lamellari sovrapposti di aragonite e a seconda delle specie di molluschi da cui è ricavata e della loro origine geografica, la madreperla può essere bianca o iridescente. La madreperla bianca viene ritagliata con la sega da traforo in lamine spesse e in particolare da 3 conchiglie univalve, che vi faccio vedere. Il Nautilus, vedete in forma naturale e ripulito dello strato corneo esterno, il Trochus, questa conchiglia piramidale, e il Turbo, nelle 2 forme, naturale e ripulita dello strato corneo. Quando inizia il Makieb Raden nel Medioevo giapponese? Naturalmente l'argomento principale che io svolgo riguarda il periodo Edo, Tokugawa, però bisogna minimamente fare accenno ai prodromi, no? Alla storia di questa tecnica. Quindi quando inizia ad essere integrato nel Makie nei secoli XII e XIII, cioè tra il tardo periodo Heian e l'inizio del periodo Kamakura. Nel periodo Muromachi, per l'elite militare, furono importate lacche Raden cinesi e coreane che influirono limitatamente sulle lacche giapponesi, tanto è vero che nel periodo Muromachi le lacche giapponesi intaccate in madreperla non sono numerose. Ma la svolta quando accade? Quando portoghesi e spagnoli in Asia arrivano nel secolo XVI. Dopo la scoperta dell'America, gli iberici divennero i padroni delle rotte oceaniche intercontinentali e nelle loro frequentazioni dell'Asia meridionale e insulare maturarono l'apprezzamento delle abilità e dei talenti locali, fino a sviluppare l'arte indo-portoghese e l'arte ispano-filippina, vale a dire produzioni coloniali destinate all'esportazione in Occidente. Sotto la guida ispiratrice e sapiente dei missionari gesuiti, gli artisti e artigiani asiatici crearono pregevolissime opere in avorio e in madreperla. Dicevamo la svolta, quindi nel 1543, alla fine del periodo Muromachi, portoghesi, spagnoli e missionari cattolici sbarcarono in Giappone e coinvolsero il paese e i suoi prodotti nel mercato globale. Forti dell'esperienza accumulata in Asia meridionale e insulare, anche in Giappone gli iberici affidarono ai padri gesuiti e a mercanti d'arte di consumata esperienza la direzione e supervisione dei lavori prodotti dagli artigiani e dagli artisti locali per l'esportazione in Occidente. Ed ecco che viene creata la Nambanshiki, cioè le lacche dei barbari meridionali, così erano chiamati gli ispanici. Il nuovo stile che viene inaugurato insorge all'inizio dell'epoca protomoderna, durante il breve e fervido periodo Momoyama, e queste lacche da esportazione si produssero dalla seconda metà del secolo XVI fino alle prime decadi del XVII, soprattutto in laboratori di Kyoto. Erano pensate per l'esportazione in Occidente le Nambanshiki, che sono oggetti d'arte sacra, mobilio, suppelletti di uso quotidiano, basati sui modelli europei, decorati in polvere d'oro e d'argento che si chiama Kingi Hiramakie e madreperla bianca. Quali sono i caratteri peculiari di queste lacche? Ora vedremo anche qualche immagine di opere. Sono opere sincretistiche, nate in ambienti transnazionali grazie a mediazioni culturali e convergenze di espressioni, gusti, stili e tradizioni disparate. Il secondo carattere è il fondo in lacca nera, decorazione Kingi Hiramakie, con intazzi in madreperla bianca. Il terzo punto importante sono i motivi ornamentali tratti dal repertorio giapponese della natura e delle stagioni. Il quarto, superfici suddivise in pannelli incorniciati da motivi geometrici. E il quinto e ultimo, i complementi metallici sono in lastre d'argento, ottone o rame, spesso di manifattura iberica.
qui vediamo, per cominciare, un baule in stile europeo, perché in Giappone i bauli erano a parallelepipedo, in stile cinese avevano 4 zampe. Quindi questi bauli con il coperchio arcuato erano tipicamente europei. Quindi voi vedete alcuni dei caratteri che vi ho appena spiegato, rappresentati in questo baule. Poi altre suppellettili tipicamente europee, come il boccale in stile europeo, anche questo con intarsi in madreperla. E il terzo oggetto che vi ho portato è un altarolo portatile in lacca Nanban che racchiude un dipinto a olio della crocifissione. Quindi voi vedete quale sintesi è avvenuta in queste produzioni. Ma un altro momento di grande creatività accade nel medio periodo Edo, quando l'uso congiunto di lacca d'oro, madreperla e altri materiali raggiunse un alto livello, uno straordinario livello di creatività, di maturità espressiva e di perfezione tecnico-artistica. Mi riferisco in particolare all'opera dell'ingegnoso, talentuoso, versatile Ogata Korin, conoscitore della letteratura classica e drammatica ed ugualmente abile in disegno tessile, pittura, lacca e altre arti. Ecco una sua opera celeberrima. È la scatola da scrittoio in lacca, madreperla e lamina di piombo, con iris in fiore e gli 8 ponticelli di Yakuhashi. Questo tema deriva dalla letteratura classica del IX secolo. È una veduta stilisticamente esplosiva, perché ora guarderemo alcuni dettagli e voi capirete quanto ingegno il nostro Korin ha posto nella composizione di quest'opera. Innanzitutto lui aggiunge le lamine di piombo che costituiscono le passerelle dei ponti, ecco, di Yatsuhashi, a questo tema meraviglioso di Hiramakie, scusa, non riesco a ecco, che comprende quindi una lacca d'oro piana, Hiramakie, gli intarsi in madreperla in piena evidenza, quindi molto rilevati, sempre madreperla bianca, e naturalmente queste strisce di piombo. Naturalmente il Korin ebbe dei seguaci. Uno di questi è Nagata Yuji, un autore che non fu suo allievo, ma restò profondamente innamorato dell'arte di questo maestro e produsse ad esempio questo Ryoshibako, cioè questa scatola da scrittoio, una coppia di cervi e fronde di pino macchi. Ora volevo proporvi un confronto fra i due coperchi delle due scatole, perché si nota chiaramente che anche Nagata Yuji compose in diagonale il suo disegno, facendo proprio riferimento all'organizzazione visiva del tema di Korin, no? Perché vedete c'è una linea che divide diagonalmente il disegno e gli elementi vegetali sono disposti ai due angoli opposti. Quindi i maestri del secolo XIX, dal Bakumatsu, il Bakumatsu è la fine dello shogunato, fino all'era Meiji. Quindi il primo di questi maestri che è importante citare è Nakayama Komin, che è un allievo del Makienshi Hara Yoyusai e che apparteneva alla scuola Rinpa di Edo e fu abilissimo nelle tecniche tradizionali del Makie. Le sue opere si distinguono sia per la rara perfezione
tecnica nell'impiego delle polveri d'oro in varie gradazioni di colore e finezza, sia per il sapiente ma limitato uso dell'intarsi in madreperla. Komin fu legato da un rapporto di servizio formale, ufficiale alla casa shogunale, per cui ricevette il titolo Ponte della Legge, un titolo di origine ecclesiastica che poi fu passato agli artisti, quindi Hokkyo. La sua opera più celebre è questa scatola da dolci, quindi usata nella cerimonia del tè, che ha forma di gabbietta per insetti, che si conserva nel Museo Nazionale di Tokyo. Un'altra opera che però si trova in Italia, per la precisione nel Museo Chiossone di Genova, è questa Oshiroi Bako, una scatola da cipria nello stile del periodo Kamakura, fatta in lacca d'oro, in tarsi in madreperla, che riprende proprio i temi iconografici e decorativi della classicità e per la precisione del periodo di Kamakura. Infine abbiamo il Makie Raden nell'era Meiji, che segna per il Giappone un cambiamento epocale, la modernizzazione kindaica e l'internazionalizzazione kokusaica della cultura, dell'economia e del sistema politico. Pur nel grande cambiamento socioculturale, l'eredità artistica dei secoli precedenti fu protetta dallo Stato insieme a organismi semipubblici, fu aggiornata e innovata e poté manifestarsi nell'opera di maestri dalle straordinarie abilità espressive e capaci di grandi slanci spirituali. La scuola Shibayama è una scuola che fu attiva già alla fine del secolo XVIII, produceva lacche minutamente decorate con applicazioni di vari materiali duri intagliati a rilievo. Quest'arte era denominata raffinato intarsio di Shibayama Saiku, e questi maestri erano soprattutto dediti alla produzione di inro, cioè gli astucci per portamedicine per l'abbigliamento maschile, e quindi naturalmente con la modernizzazione passano ad articoli analoghi, come per esempio questo hamakire, un astuccio portasigari, perché naturalmente anche le abitudini erano cambiate, quindi la forma più o meno è quella dell'inro, ma senza le suddivisioni orizzontali. E cosa c'è da dire? C'è da dire che lo stile naturalistico che i maestri Shibayama già praticavano fu potenziato durante l'era Meiji, proprio perché questa era una richiesta da parte del mercato occidentale. Gli occidentali erano pazzi per il naturalismo giapponese, erano proprio innamorati del naturalismo giapponese. Quindi composero gli intarsi con svariati materiali duri intagliati a rilievo per ottenere risalto volumetrico e enfatizzarono il realismo con sapienti tocchi dipinti in lacche colorate. Nella bottega Shibayama dell'era Meiji vigeva la divisione del lavoro, così che gli artisti coltivavano specifiche abilità e specialità tecnico-artistiche a seconda del materiale che trattavano. Durante l'era Meiji lo stile Shibayama fu imitato da numerosi epigomi di scarso valore, ma Soichi, l'autore di questo hamakire, è una delle firme più note della famiglia, insieme a quelle di Senzo e Soshi, tutti vincitori di premi alle esposizioni nazionali d'arte, industria e artigianato del 79, 81 e 90, 1800 naturalmente. Vediamo adesso, ho le ultime due diapositive. Vediamo adesso le ultime due diapositive. Parliamo di Ogawa Shomin, una scatola da incenso trilobata con 3 ventagli parzialmente sovrapposti, databile prima del 1891. Shomin fu allievo di Nakayama Komin, il primo artista del Bakumatsu che abbiamo visto, dal quale ereditò la sintesi di classicità e decorativismo,
Studiò inoltre col pittore Ikeda Couson e durante la sua breve vita si prodigò senza risparmio non solo nella creazione di opere eccelse, ma si impegnò anche a favore di importanti attività organizzative ed educative. Fu nel 1889 tra i fondatori della Società degli Artisti Laccatori del Giappone, Nihon Shikokai, e nel 1890 fu il primo titolare della cattedra d'arte della lacca presso la scuola di belle arti di Tokyo Bijutsu Gakko. L'ultimo artista veramente toccante del quale vediamo un'opera è Ikeda Taishin, che anche lui fece questa kashiki, cioè una scatola da dolci ricavata da un mesocarpo di zucca, decorata a rilievo in lacca nera, lacca d'oro e madreperla, databile fra il 1891 e il 1898. Taishin fu allievo di Shibata Zeshin, un artista poliedrico, del quale non ho parlato perché non usava la madreperla, ben poco, E per la maggior parte della vita rimase accanto al suo maestro con infinita devozione, fino alla sua morte nel 1891. È possibile che quest'opera rifletta lo stato d'animo e i pensieri di Taishin dopo la scomparsa del suo maestro, perché sapete, la zucca in Asia orientale ha un significato esoterico, serve anche a evocare gli spiriti dei defunti. Quindi, e poi il tema rappresenta un fiore di Yugao, cioè una zucca rampicante, che ha una foglia ancora viva. Il fiore è una pianta biennale, quindi ha al contempo il frutto, il fiore e le foglie, e quindi rappresenta proprio il ciclo dell'esistenza: il fiore, il frutto e la morte. Ecco, io ho terminato, vi ringrazio per la